C'è la legge, ci sono le sanzioni, ma mancano i dispositivi anti-abbandono da applicare ai seggiolini. È un paradosso tutto italiano quello che si sta consumando in queste ore sotto gli occhi di tanti genitori e nonni che stanno letteralmente prendendo d'assalto i negozi per la prima infanzia, compresi i centri commerciali. Impegnata sul fronte anche la polizia stradale, che ha ricevuto la circolare ministeriale poche ore prima l'entrata in vigore del provvedimento. La norma è stata pubblicata il 23 di ottobre, è entrata in vigore dalla mezzanotte di oggi e prevede la possibilità da oggi quindi di sanzionare i conducenti residenti in Italia che trasportano un bambino di età inferiore ai 4 anni privo del dispositivo che è atto a segnalare l'ipotesi di abbandono. Le sanzioni per la cronaca vanno da 81 a 326 euro, oltre alla decurtazione di 5 punti dalla patente. Dal terraglio a Castelfranco i negozianti confermano la corsa ai dispositivi, ci vorranno giorni, forse settimane per evadere tutte le richieste. Per genitori e nonni una caccia al tesoro. Non si trova ancora in giro. Siamo anche noi presi un po' in contropiede perché vede, siamo venuti adesso e quasi tutto esaurito. Stamattina hanno fatto man bassa di tutto. Spero che abbiano una certa tolleranza perché i tempi non sono stati così lunghi, insomma, per poter cercare di approvvigionarsi delle cose necessarie. Il tragitto in auto che ho fatto per arrivare fin qui ed acquistare il dispositivo comunque l'ho fatto tra virgolette fuori legge, fuori norma e quindi perché purtroppo non c'è stato il tempo di organizzarsi. E c'è anche la categoria, seppure minoritaria, nonni previdenti. Sì, certo, ci siamo già attrezzati con le nuove norme, siamo molto attenti al bambino perché siamo ormai pensionati, però è meglio avere questo dispositivo in macchina che va bene per tutti.